Un fatto allucinante, ma le dichiarazioni della giovane trevigiana coinvolta nell'incidente stradale di Povegliano pesano come pietre, secondo il giudice per le indagini preliminari, e non sono stati rilevati sulla strada segni di frenata o di sbandamento per un guasto meccanico o per una perdita involontaria del controllo dell'automobile. Si esprime in questi termini l'ordinanza del Tribunale di Treviso che ha disposto l'arresto per il 22enne al volante dell'auto che sabato notte si è scontrata con quella in cui viaggiava assieme al marito, ricoverato con fratture multiple, una 62enne morta sul colpo. Riesce difficile, si legge nell'ordinanza, pensare ad una criminale follia spinta fino al punto da non esitare ad investire scientemente un'altra auto con a bordo persone innocenti per commettere suicidio e per uccidere la persona accanto a sé. Una ricostruzione dei fatti contestata dall'avvocato del ragazzo. Si poteva pensare dalla descrizione di un frontale volontario avvenuto nella corsia dell'altra autovettura dove purtroppo sedeva la signora deceduta. Le macchine invece si sono scontrate negli angoli anteriori sinistri, cosa che lascerebbe propendere per un sinistro quasi ordinario e non automaticamente valutabile come volontario. Le accuse a carico del giovane ricoverato al Capurcello, dove sta per affrontare un'operazione chirurgica, sono omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ragazza in un contesto di violenze e minacce. L'ordinanza è basata esclusivamente, direi anche quasi inevitabilmente, solo sulle dichiarazioni della ragazza e quindi direi che il giudice, il GIP, non ha potuto far altro che prendere cognizione di questo e fare una valutazione. Ritengo però necessario che vengano verificati tanti altri aspetti, soprattutto di natura tecnica. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto scrivendo anche di grave pericolosità dell'indagato che una volta ripresosi dalle lesioni subite potrebbe tentare di completare, si legge, il suo folle disegno omicidiario. Lunedì l'interrogatorio in ospedale.